Bene, eccoci rientrati in studio, qua negli studi di Gioventù Politica, siamo nell'ultima parte della trasmissione, ritorniamo ai nostri ragazzi che sono qua in prima fila, che forse non sono neanche intervenuti tantissimo questa sera. Nicolò Vettorazzo, abbiamo sentito la voce, abbiamo visto la protesta della Lega all'Europarlamento, contestato Napolitano, fuori dall'euro, l'euro non ci sta. Sì, assolutamente la Lega ha voluto sollevare questa questione che gli altri partiti non hanno sollevato per ridiscutere il modello dell'Unione Europea. È un'Europa che sta premiando le banche, è un'Europa che avvantaggia certi stati rispetto ad altri, è un'Europa che ha lasciato l'Italia sola sul tema dell'immigrazione, è l'Europa del patto di stabilità. Ricordiamo che in questo momento dove abbiamo 600 sfollati all'interno della nostra regione a causa dell'emergenza dell'acqua, il Veneto non può usufruire di quei 21 miliardi di euro che deve obbligatoriamente lasciare a Roma ogni anno. E l'Europa da questo punto di vista ci ha sempre abbandonati perché ha proprio instaurato lei il patto di stabilità. Ecco, Fontana diceva un'Europa diversa. Un'Europa diversa, un'Europa che sia come meritocratica, come la vedete voi? Un'Europa dei popoli, un'Europa che sia al centro il cittadino e non più la banca, un'Europa che pensi al tema del lavoro. Pensiamo solo che in Italia in questo momento abbiamo una tassazione del 68,5%. contro una media europea del 46, che è una cosa scandalosa. Quindi noi vogliamo un'Europa che metta al centro il cittadino, un'Europa che premi gli stati che governano meglio e soprattutto che non ci lasci soli, per esempio, sul tema dell'immigrazione. Certo. Ma quindi Altiero Spinelli, quindi si iscrive al PD, insomma, voglio dire, siamo là, l'Europa dei popoli e ci siamo. Gli Stati Uniti d'Europa e ci siamo. Cioè ci siamo, mettiamo in comunione non solo le questioni economiche ma anche i diritti, perché questo noi non vogliamo l'Europa del partito. Ma questa è l'Europa delle banche, Noi non vogliamo l'Europa del partito socialista europeo, ma vogliamo l'Europa del partito popolare europeo, che sono due cose diverse. Perché noi non abbiamo la mentalità socialista europea vostra. Io parlo per conto di Fratelli d'Italia. La sinistra, i comunisti, siamo brutti, cattivi e mangiamo i bambini. Però a parte questo, vediamo di entrare nelle cose. Voi siete il partito delle tasse? Sì, il partito delle tasse e mangiamo ancora i bambini. Però quello che voglio dire finora non ha funzionato. Scusate, poniamoci una domanda. Governi di destra, governi di sinistra sia in Italia che in Europa si sono alternati in modo anche equo. Abbiamo avuto in Italia anche un governo tecnico, quindi le abbiamo provate tutte. Se le cose non funzionano è inutile che ci rimpalliamo come questa sera, e a me dispiace vedere che ragazzi giovani, che ammiro perché li seguo tutte le sere in questa trasmissione, si rimpallino le responsabilità come fanno i nostri parlamentari, come fanno i rappresentanti politici di vecchio stampo che sono lì incancreniti in alcune poltrone del Parlamento da anni e sanno fare solo questo. Per cui mi piacerebbe capire anche, soprattutto i giovani, io mi ritengo in una fascia intermedia, per cui mi ci metto un po' di là e un po' di qua, mi piace considerarmi così, che ci siano delle proposte che vanno al territorio. Se così le cose non funzionano, se l'Europa strutturata così non funziona, chiediamoci perché. Ci va data una regolata, non possiamo continuare a dire ma è colpa di questo, ma è colpa dell'altro. Un'Europa così che strangola gli stati, soprattutto quelli in difficoltà, non è un'Europa che rispetta tutti gli stati, perché abbiamo tutti gli stessi diritti. Nel caso dell'immigrazione hanno lasciato l'Italia completamente da sola, completamente allo sbando a gestirla, per cui non credo sia un'Europa equa. L'Italia, visto che vogliamo anche l'uguaglianza in Italia, perché allora in Italia non si possono pretendere le stesse cose da tutte le regioni? Se vogliamo un'Europa che strangola, che detta leggi e che continua a dare multe, mi sembra quasi la tangenziale che ho fatto questa sera, che ogni chilometro c'è una multa. Io mi chiedo, ma queste multe che dà l'Europa, se non rispettiamo i patti di stabilità, se non rispettiamo i vincoli di bilancio, se addirittura non rispettiamo i diritti umani dei carcerati, prendiamo la multa, quindi facciamo uscire i carcerati a spese delle persone, per cui oltre al danno la beffa, perché per evitare una multa, perché violando i diritti umani all'interno delle carceri noi prenderemo sicuramente una sanzione da parte dell'Unione Europea, però allora ci sobbarchiamo, oltre che degli immigrati che sono arrivati, dei profughi e quant'altro, dobbiamo anche sobbarcarci tutti
quei detenuti che saranno presto con dei grandi regali, sconti di pena, saranno fuori, e ovviamente con i tagli alle forze dell'ordine, per cui avremo più delinquenti fuori e meno carabinieri, meno polizia, per cui le cose così non funzionano, bisogna metterci una bella pietra sopra tutti dal punto di vista nostro. La Lega propone un'Europa, un'Unione Europea che sia federalista, e lo stesso modello lo propone per lo Stato italiano. Solo così, solo le regioni e gli Stati che si possono autogestire le proprie risorse, può esserci una soluzione, perché le cose così stanno andando a rotoli. Un attimo solo. Da una parte abbiamo questa Europa appunto del Parlamento, ma c'è da dire che comunque la Banca Centrale Europea ha dei dirigenti che non sono votati dal popolo, e secondo me questo è un problema, nel senso che la Banca Centrale Europea è quella che comunque... Anche Banca Italia Sì, certo, però Banca Italia rispetto alla Banca Centrale Europea è di minor livello, se noi parliamo di Europa parliamo di Banca Centrale Europea, dove abbiamo un'unione monetaria senza avere sotto un'unione politica, e questo secondo me è un grave problema. Per quanto riguarda alla battuta della sinistra e i comunisti, se i comunisti sono quelli che hanno votato per le pensioni d'oro per tenerle alte, allora non so, io mi immaginavo i comunisti più giustizialista, no? La sinistra equa e giustizialista. Non so se non vuoi fare di Renzi e della gioventù che avanza, però insomma io mi aspettavo dalla sinistra perlomeno di abbassarli, per favore, perché Roberto Bettuolo. Sì, innanzitutto io invito tutti quanti ad avere rispetto delle posizioni, anche se differenti, però di avere un atteggiamento costruttivo, perché io penso che nessuno di voi qua abbia vissuto di politica, anche perché siete giovani, per cui sicuramente fate dei riferimenti a degli altri partiti, penso con spirito di servizio, e per cui la prima cosa invito anche nel dialogo possibilmente avere rispetto per tutti, perché poi è facile innescare dinamiche che secondo me non sono costruttive. Quello che a me sta a cuore, ed è vero invece per quanto riguarda la situazione, è che si sta facendo effettivamente tanto poco per il lavoro, per le imprese, per chi va a fare, creare economia. E ha delle grosse responsabilità, ripeto, l'Europa in questo caso sì, perché la Banca Centrale Europea rispetto alla Federal Reserve, che in qualche maniera ha una politica più espansiva e va a spingere verso l'economia, ha una politica di stabilità dell'inflazione, eccetera. Vorresti un'Europa diversa, tu? Sì, che vada ad accompagnare la crescita, soprattutto a chi è in difficoltà. Non può, nel momento in cui abbiamo una situazione di gente che si suicida, gente all'astrico, che non può non avere una responsabilità chi va a dare il credito, ce l'ha sicuramente, e qui dovrebbe venire fuori sia una responsabilità politica italiana ma anche europea, perché a questo punto le due cose sono interconnesse e non possiamo pretendere che ci sia un senso di appartenenza all'Europa se io in questa Europa non vedo la base per creare lo sviluppo e il futuro per chi verrà. Allora, c'erano anche due nel pubblico che volevano... Prego. Io volevo agganciarmi a Come ti chiami? Maria Giovanna De Faveri. Prego. Sì. Allora volevo agganciarmi a quello che diceva prima la signora della Lega, e in particolare io credo che preordinare alla questione magari della legittimità delle sanzioni europee ci sia una sostanziale magari inefficienza anche del nostro sistema delle carceri, e prima ancora di questo forse anche di una riforma di quella che è la giustizia. In particolare quando sento parlare di Europa e di uscita dell'euro io un po' sono molto scettica, perché prima di questo... Tieni bene il microfono. Sì, scusi. Probabilmente anche l'entrata nell'euro, dobbiamo ricordare che ci ha fatto risparmiare 40 miliardi di euro l'anno in termini di abbassamento degli interessi, ecco. E perché non pensare invece a questi soldi che vengono risparmiati da riversare magari nei veri problemi sostanziali dell'Italia, che possono essere delle riforme indefettibili, direi, del nostro sistema, ma anche in vari altri aspetti, che possono essere i piani energetici nazionali, per dare a noi almeno un minimo di autonomia e via dicendo. Ecco, quindi. Benissimo, grazie. Adesso do la parola invece a Roberto Bazzarello, che è rimasto qua buono. Allora la ringrazio perché stasera mi sta dando un'opportunità di sorridere dinanzi a degli interventi che sono demagogia pura, che stanno prendendo per i fondelli le persone che ci stanno seguendo da casa. Ho sentito partiti parlare come l'Italia dei Valori, che non è nemmeno in Parlamento e ha parlato 4 volte, che viene a parlare di IMU e ovviamente dell'ICI quando il signor Di Pietro è proprietario di mezza Bergamo, quando avete candidato Ingroia e gli italiani lo hanno mandato a casa, e viene a farmi la lezione di morale a me,
quando il 5 Stelle parla di Parlamento illegittimo, però si sono seduti e si permettono anche di criticare coloro che lavorano, quando sento il PD che parla ovviamente di IMU, quando è stato il PDL prima con Berlusconi e Forza Italia a pretendere l'abolizione dell'IMU sulla prima casa, quando tra l'altro Letta con il patto che ha fatto di governo ha ottenuto la fiducia il 29 aprile 2013 promettendo di risolvere la questione della tassazione sulla prima casa entro la fine del 2013, oggi siamo a febbraio e non ha fatto nulla, quindi un'altra bugia, senza pensare poi ovviamente che stiamo parlando anche di Europa, un'Europa che noi non condividiamo, perché Berlusconi lo ha sempre detto, Forza Italia, il PDL, Forza Italia l'abbiamo sempre detto, questa Europa così com'è non ci piace, è un'Europa delle banche, è un'Europa che sta facendo gli interessi della signora Merkel e della Francia, è un'Europa che fa pagare il debito pubblico all'Italia al 4% quando gli altri lo pagano all'1%, certo. È un'Europa che non ci ha aiutato quando è stato ora di immigrazione clandestina e nelle tantissime altre cose. Dobbiamo allora o cambiamo la strategia e trasformiamo l'Europa in un'Europa politica che decida, altrimenti pensiamo seriamente di uscire dalla zona euro. Benissimo, però eccolo qua, sempre così, sempre in zona Cesarini, tutti quanti vogliono parlare. Allora, no, un attimo solo, possiamo parlare anche, sì, breve, però, adesso allora, interventi brevi perché sono gli ultimi 10 minuti. Non si può dire basta euro se non si propone una ricetta alternativa, perché se si dice basta euro si dice torniamo alla lira, ecco, prima di tutto. La seconda questione, il problema dell'Europa è che c'è troppa disparità tra gli stati. Il problema è che un'azienda come l'Electrolux può chiudere battenti in Italia e andarsene in un altro stato membro come la Polonia e nessuno può impedirglielo, dove in Polonia però gli stipendi sono 800 euro al mese, mentre in Italia lo stipendio minimo è di 1250 euro al mese. Ecco, c'è troppa disparità tra gli stati membri e non c'è una vera unione fiscale, una vera unione economica. Quindi è un po' banale dire euro sì, euro no. Il problema è che non c'è una vera Unione Europea. C'è Vito Di Paola del Movimento 5 Stelle. 5 Stelle, sì. Beh, io volevo innanzitutto dire che i parlamentari del Movimento 5 Stelle sono stati gli unici nella storia della Repubblica a limitarsi lo stipendio, e questa è una cosa concreta per chi ha parlato qua in studio di favole o di robe così, primo. Secondo, per quanto riguarda l'Europa, il Movimento 5 Stelle conta di portare tanti dei nostri portavoce per poter andare a ritrattare alcune delle clausole che riguardano l'euro. Non si è mai parlato di uscita dell'euro, semmai Beppe Grillo ha avuto modo di dire che si potrebbe fare un referendum al di là poi della questione se è legale o no. Ok, però l'idea economica e politica del Movimento 5 Stelle è quello innanzitutto di rivalutare il Made in Italy, perché tutte le più grandi imprese italiane sono state svendute e vengono continuamente svendute dai governi degli ultimi 20 anni, primo. Secondo, l'Europa deve essere un'Europa dei cittadini, in cui il cittadino torna di nuovo ad avere un ruolo importante nella politica. La politica parte dal basso, non più da persone che vengono mandate a Roma o al Parlamento di Bruxelles, devono decidere, cioè loro si radunano di notte e danno. Sì, la politica parte dal basso ma non dal web, ok? Allora, il web è solo un mezzo di comunicazione, Internet è anche di voto. Internet si chiamava ARPANET ed era un mezzo di comunicazione militare. È stato dopo, con la globalizzazione, Internet è stato devoluto per il commercio, per le comunicazioni, quindi non c'entra nulla. Internet è solo un mezzo di comunicazione, permette a gente lontana, anche centinaia di chilometri, di parlare. A quante? Con la promessa poi dopo di trovarsi nei nostri meetup dove ci raduniamo. Vabbè, ma risolviamo la questione euro con internet. Internet è solo un mezzo di comunicazione, non c'entra nulla, non confondiamo le cose, perché i partiti sono molto bravi a confondere, a mischiare le acque per poter poi fare demagogia su questo tipo di discorso. Ma se usciamo dall'euro, tu cosa proponi? No, un attimo solo, facciamo rispondere, diamo la parola a Matteo Favero. Hai parlato 3 minuti, però non ho detto niente. Vabbè, è usuale, è piuttosto usuale. Lasciamo parlare Matteo Favero. Telegraficamente, secondo me è abbastanza una mistificazione dire che il Partito Democratico si pone come il partito che sostiene l'Europa delle banche, dal momento che tutti i nostri leader, fammi parlare per favore, ho parlato poco, grazie.
tutti i nostri leader da tempo vanno dicendo che di solo rigore si muore e tutti i nostri leader vanno a dire che bisogna andare a ridiscutere in Europa il patto di stabilità e alcune... Il fatto, ecco perché anche Napolitano vi viene a dire, a me piacerebbe, e qui mi riferisco all'amico della Lega, mi piacerebbe che voi foste eurocritici ma non euroscettici, perché sono d'accordo con quello che dice la ragazza dal pubblico. Quando noi avevamo la lira nel 92 eravamo arrivati a pagare il 15% di interesse sul nostro debito, adesso ci scandalizziamo quando, e facciamo bene a scandalizzarci, quando lo spread sale arriviamo a pagare il 7%, allora tra 15 e 7 credo che la differenza si colga. Quindi ecco perché secondo me una puttanata la stai dicendo tu, sappilo. Quindi nel momento in cui io vedo il cartello provocatorio solo per passare sui TG, euro kills, no euro, lì non si sta andando a ridiscutere, il modello dell'Unione Europea, come giustamente ho anche sentito dire. Lì si sta andando a scambiare la causa con quella che è assolutamente sì. La Lega da molto che chiede un'Europa diversa, per cui non è il cartello simboleggia quello che stiamo dicendo da sempre, da anni. Il cartello simboleggia no euro, se l'italiano è italiano, no euro significa no euro, e questo è sbagliato. Bisogna andare in Europa, adesso ci saranno le elezioni europee, effettivamente si guardino i programmi. Un conto è euroscetticismo, e di euroscetticismo veramente trabocca da tutte le parti l'euroscetticismo, un conto è casomai l'eurocriticismo, chiamiamolo così. In quest'alveo si inserisce comunque anche costruttivamente, ed ecco che in questo noi del Partito Democratico siamo diversi da molti altri, ci inseriamo anche noi, si dice, si va lì e si discute assieme di come costruire in effetti anche economicamente e politicamente, prima di tutto, gli Stati Uniti d'Europa. Cominciamo a difendere la nostra sovranità. Basta mistificazioni, perché ne ho sentite tante di mistificazioni. Non ti sentono, Francesco, non ti sentono, sei senza microfono. Hai il microfono? Prego. Breve. Brevissimo, ringrazio la parola. Ecco, ci ricordi il tuo nome? Mi chiamo Andrea Cons e sono dei 5 Stelle. Movimento 5 Stelle. Io mi rivolgo a tutti i giovani, mi permetto così da persona di una certa età, insomma, di rivolgermi a tutti i giovani. Secondo me si è innestato un processo nuovo, il processo che considera finalmente non più il bene pubblico, frutto delle tasse in questo caso, come terra di nessuno, da conquistare con i regolamenti, da conquistare con privilegi, diarie, bonus, premi. Tutto quello che si può prendere dal bene pubblico e metterselo in tasca proprio è tutto legale, tutto a posto. È iniziato un processo nuovo in cui si sta capendo che il bene pubblico deve essere considerato come sacro. Cosa importa di che partito sei? Basta che consideri il bene pubblico, il frutto delle tasse, ma il bene pubblico può essere di qualsiasi tipo, anche l'aria, l'acqua dei mari, la terra. Considerarla, scusate se sono un sito, ma l'aveva capito non vorrei, Francesco, ma considerarlo come Cicerone, il Movimento 5 Stelle. Grazie, va bene. Dai, facciamolo finire. Considerarlo come sacro, ed è quello che bisogna portare in Europa, portare avanti questo processo, ed è ora di finirla che i politici governino in nome dell'Europa. L'Europa ci ha detto questo, l'Europa ci ha detto quello, e continuano a mangiare e a fare aumentare le tasse in maniera infinita, e non si riesce più ad andare avanti. Grazie. No, si è prenotato Alessio Zanone che sta aspettando da parecchio tempo. Grazie. No, il microfono non serve, lui è... Io se devo dire Europa sì, Europa no, Europa sì 100 volte, ma questo governo di incapaci doveva andare lì a Bruxelles a ridiscutere tutto quello che poteva essere, e il signor Presidente della Repubblica, invece di andare a dare i diktat ancora nel Parlamento europeo, doveva dire: signori, non funziona bene questo. Comunque voglio tranquillizzare i telespettatori e i giovani che
alle prossime elezioni il centrodestra rivincerà le elezioni, rimetteremo il nostro presidente Berlusconi, ricambieremo le situazioni e gli altri potranno ancora lamentarsi. L'ottimismo in Forza Italia non manca, l'ottimismo in Forza Italia non manca, sicuramente è una delle caratteristiche che conosciamo. È tempo di destra. Senta, professor Case, ne darei a lei la parola per cercare un attimo di fare il punto della situazione. Mi pare di capire che comunque l'Europa non piace, così com'è. E tutti quanti la un pochino diversa, quindi ridiscutere le condizioni, un'Europa un pochino meno con la spada di Damocle sull'Italia, l'euro, un euro a 2 velocità, se ne è parlato spesso ad esempio. Penso che sarebbe una catastrofe un euro a 2 velocità, perché non c'è perde il senso dell'unità europea. E l'unità europea di per sé come idea nasce dall'ultimo conflitto e necessita di una unità perché l'Europa in tutti questi millenni è stato il centro di tutti i conflitti e in particolare di tutti i conflitti mondiali. Io quando torno dall'Africa qualcuno mi dice ma tu non hai paura? No, ma dico no perché gli africani non hanno mai fatto una guerra mondiale, non hanno fatto mai campi di sterminio, non hanno fatto mai quelle cose, e se lo fanno perché c'è un bianco dietro che li paga, no? E che aizza quegli istinti che normalmente gli africani non hanno. Sono gente pacifica. Però poi naturalmente in Cambogia Pol Pot ha ammazzato qualcosa di scusate, diciamo siamo distanti qualche chilometro. Però signor Kabobo, allora, basta dare a Bokassa. Vorrei spiegare che un attimo per cortesia, dai, siamo in chiusura. Vorrei spiegare che gli europei sono stati talmente così di grande iniziativa nelle guerre che addirittura fecero la guerra per l'oppio, cioè imposero l'assunzione di oppio alla Cina che era severamente vietato e ci fu la guerra dei Boxers che si ribellarono, ma gli europei, italiani, tedeschi eccetera andarono con le navi e sbarcarono in Cina, poi naturalmente Hollywood con John Wayne ribaltò tutto, loro erano i buoni e i cinesi erano i cattivi, ma chiaramente questa è un'altra storia. Siamo andati in Libia, no, a conquistare la Libia quando la Libia, la caduta dell'impero ottomano, ci chiese cortesemente di andarli a liberare dagli ottomani, noi andarono a pestare i libici, no? Ma fummo così bravi che alla fine fummo noi a scappare, loro erano disarmati. Quando a distanza poi di 30 anni, circa 28 anni, tornammo per riconquistare la Libia, ci sparavano addosso quei cannoni nostri che avevamo lasciato là, capite? Questa è per dire l'Europa come si è comportata fino adesso. Alla fine del secondo conflitto finalmente c'è stata la decisione di creare un'Europa unita e non a 2 velocità. Questa Europa unita è necessaria perché vedete che c'è già comunque nell'intenzione dell'unità d'Europa c'è una conflittualità. Il problema è come è stata organizzata, fatta, costruita questa Europa. L'Europa soffre di una guerra, della terza guerra mondiale, che è la guerra economica. Che la terza guerra economica che è stata innescata negli Stati Uniti 10 anni fa, con una serie di operazioni contro la finanza internazionale, con l'aggiotaggio di grosse cifre, perché ricordo a quell'epoca che gli Stati Uniti avevano creato uno stato virtuoso, aumentava il dollaro e contemporaneamente vertiginosamente aumentava la borsa di New York. Quindi non c'era neanche di rischio valuta. Andavi, compravi dollari e poi compravi azioni in borsa e guadagnavi 2 volte nello stesso giorno. A un certo punto, verticalmente, come sono crollate le 2 torri, è crollata anche la borsa, e non a causa delle 2 torri. Ed era scritto già, ed era stato già deciso.
E in quel momento chi aveva i soldi in America li ha lasciati là perché il dollaro non valeva più niente, è crollato il dollaro, è crollata la borsa, e queste sono operazioni belliche, perché usare la bomba atomica o il mitra non è possibile, però la finanza sì. Perché chi ha in mano poi il potere del denaro comanda sul resto del mondo. Questa è la cosa fondamentale. L'Europa va fatta. Probabilmente non in questa maniera, ma attenzione, siamo adeguati noi italiani a entrare nell'Europa e l'abbiamo fatto seriamente. C'è stato un momento virtuoso all'inizio di questo millennio dove siamo entrati in Europa e avevamo tutte le chance come gli altri di fare le cose giuste. Abbiamo perso tempo. Abbiamo perso tempo perché quello che diceva abbiamo il 68% di tasse non ha finito, non ha completato il concetto. Abbiamo il 68% di tasse, ma comunque il debito è cresciuto dall'inizio dell'anno di circa, scusate, più o meno 110 70 miliardi di euro, più o meno. No? Quindi diciamo che ogni anno ci facciamo 100 miliardi di male, pagando il 68% di tasse. Questa è la problematica. Ma dove vanno queste tasse? Vanno in un buco senza fondo. E nonostante questo, l'aiuto della Comunità Europea nel darci i soldi e mettere in tasca alle banche 270 miliardi, e le banche non hanno tirato fuori, non si sono impoverite, si sono arricchite, e su quei 270 miliardi guadagnano circa oggi il 18%, non il 4%. E vi spiego come si fa. Io compro buoni... Deve essere veloce perché siamo istantaneo. Io compro, ma voi non riuscite a farlo. Io compro buoni del Tesoro, prendo il 4% di interesse annuo, a un istante dopo li rimetto a garanzia della Banca d'Italia e mi riprendo il 90% del valore. Ricompro buoni del Tesoro e poi li rimetto. Alla fine, senza soldi, perché sono soldi virtuali, non sono soldi veri, è un numero che arriva dentro la pancia di una banca e dice quello puoi spendere. E loro se lo spendono, ma chi è l'esattore di questa quantità di denaro folle? È lo Stato che garantisce alle banche il 18%, vi toglie dalle tasche il 18%. C'è un meccanismo che è becero, che questi politici si devono mettere dritti, di qualunque colore siano, no? E che incominciano a risolvere, ma istantaneamente, perché non c'è più tempo, la giustizia, la sicurezza, la scuola, perché il futuro è dei giovani, ma soprattutto quello che bisogna che i politici si smettano le loro idee di darci un taglio. Non si può continuamente parlare. Io ho visto Letta che ha fatto un'operazione splendida, è riuscito a piazzare un cadavere agli arabi. Si chiama? All'Italia. Ma scusate, quel cadavere, chi è che l'ha creato 6 anni fa, 7 anni fa? Non lo so. Ma domandatevelo, domandiamo ai telespettatori chi ha detto che questa cosa doveva essere soltanto salvata perché... E ci davano, vuoto per pieno, ci davano 3 miliardi e 500 milioni e si prendevano, e i sindacati hanno detto no perché sennò andiamo in cassa integrazione e qualcuno ha detto bisogna salvarlo perché sennò perdiamo la faccia. Cioè questa è la politica, non possiamo... Con queste polemiche, perché era una polemica contro all'interno di una campagna elettorale, non possiamo continuare in questa maniera a vendere la pelle dei cittadini che si scuoiono da soli. Dovete ribellarvi, ma soprattutto voi giovani. Vi consiglio la prossima volta, venite qua e dite bisogna fare così, così e così. E io vi do tutto l'appoggio editoriale perché ogni giorno esca sulla televisione bisogna fare così, 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 perché l'ha detto 1, 2, 3, ma basta polemiche e parlarvi addosso. Quindi questo è il mio consiglio. Grazie. Bene. Il messaggio è arrivato.
il mezzo c'è, avete un grande strumento a disposizione, noi siamo a vostra disposizione, quindi la prossima volta che ci troveremo cercheremo di avere delle risposte da voi e magari anche qualche idea. Ci fermiamo qui, grazie a tutti gli ospiti che sono stati in studio con noi, spero che tutti quanti abbiano avuto abbastanza spazio per poter esprimere le proprie idee, grazie al pubblico che quest'oggi era particolarmente numeroso, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, l'appuntamento è sempre giovedì alle 21 con Gioventù Politica, vi ricordo l'appuntamento di domani sera con TV7 Match, domani sera si parlerà appunto della nuova inondazione, di questa ondata di maltempo che è tornata a mettere in ginocchio il nostro Veneto. Ci ritroviamo la settimana prossima, buon proseguimento di serata, arrivederci.